Francesca, durante la presentazione della scorsa stagione di Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci ha detto che sul set si ride e si scherza, però c'è anche un legame profondissimo che vi unisce, quasi misterioso. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Ora mentre mi facevi questa domanda ho come percorso tutti questi anni un po' nella mia mente. È vero, c'è un'unione particolare che ci ha unito, un po' per tutti gli anni che abbiamo vissuto insieme sul set e un po' perché secondo me con le tematiche che siamo andate a toccare in tutte queste stagioni, in tutti questi anni, siamo entrati in un concetto molto, molto profondo di noi stessi, dove spesso, io parlo ovviamente dal mio punto di vista, anche dal mio punto di vista del personaggio, nel trattare certe dinamiche, una parte emotiva mia, di Francesca, l'ho messa, cioè l'ho toccata anche personalmente. Francesca, Che Dio ci aiuti è attraversato da tantissimi registri. Da attrice questo come ti aiuta? Nel senso che appunto c'è la commedia, ma poi ce ne sono anche tematiche molto importanti che danno spazio da te come attrice per esplorare svariate sfumature. Che Dio ci aiuti secondo me è uno spaccato di vita, no? Uno spaccato di vita di tutte le emozioni che si possono verificare, o tutte le difficoltà che puoi avere un po' entrare in contatto della vita, tutte riportate all'interno di un convento, perché alla fine il convento è un imbuto di persone che hanno bisogno di amore, di contatto, di umanità. E quello che ho visto in questi anni interpretando il personaggio di Azzurra, insomma, vedendo tutto quello che hanno scritto dietro ai nostri personaggi, è che proprio secondo me l'essere umano ha bisogno di unione, di contatto. Cioè stiamo vivendo una vita sempre più individualista che in realtà non ci appartiene, perché per superare certe difficoltà che sono difficili da digerire, difficili da accettare, l'unico modo è quello di appoggiarsi a una spalla, a una persona, a qualsiasi ruolo abbia nella tua vita, no? Può essere il concetto di una madre, un padre, una sorella, per chi non ce l'ha, ha delle persone che reputa simili, no? O almeno emotivamente hanno preso quel ruolo nella vita. E quindi è stato a volte faticoso toccare delle emozioni, anche dal punto di vista del mio personaggio. E luce si vede. Credi che uno dei punti di forza di questo racconto è il fatto che al centro c'è appunto il ritratto di suore che sono imperfette, fallibili? L'essere umano è imperfetto, no? Non esiste la perfezione, questo è anche un messaggio sbagliato che ci viene dato, che non viene compreso da piccoli. Nessuna persona è perfetta, l'errore esiste nel genere umano, esiste dentro di noi, quindi è normale attraversare quella fase là, la fase dell'imperfezione. Ti faccio un'ultima domanda, quali sono le tematiche che usciranno da questa settima stagione? Le tematiche che usciranno da questa settima stagione? Allora, sicuramente ne andremo a toccare tantissime. Il tema chiave è sempre quello, è il discorso dei rapporti umani, no? Dal punto di vista del mio personaggio, perché poi quello che conosco meglio, la tematica che andremo a toccare è il discorso di continuare il percorso della tua vita, no? Da sola. Appunto parlo del rapporto mio e di Suor Angela, no? Azzurra si è attaccata a questa figura, quella di Suor Angela, e adesso si ritrova a dover andare nel percorso della sua vita, no? Quello disegnato per lei da sola, e quindi è la paura di non farcela, la paura di affrontare tutto in maniera diversa, di essere da sola. E poi un altro tema centrale secondo me del mio personaggio è quello del pregiudizio nei confronti invece di questa nuova suora che arriva, che lei rifiuta a priori perché la vede come la figura che va a sostituire Suor Angela, e quindi inizia a bacchettarla, a non conoscerla, a non volerla conoscere, a rifiutarla. E questa cosa è una cosa che secondo me ci limita spesso. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.